Buon pomeriggio, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Quest'oggi, pur essendo giovedì, parliamo di spettacolo. Cominciamo con il presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco Grambassi, che ringrazio per essere venuto nostro ospite a pochi giorni dal concerto di, non mi ricordo mai, Bradley Jaden. E io comincio ad avere un po' di problemi. Che chiude, diciamo, ufficialmente la stagione, il cartellone 2023-2024. Prima di parlare di questo appuntamento, però, diciamo rapidamente quello che è l'impegno del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia all'interno di Trieste Estate, che è stato presentato quest'oggi alla Sala Luttazzi, un'edizione, se così vogliamo dire, monstra di Trieste Estate, perché ci sono, mi sembra, più di 260 appuntamenti sparsi in 101 serate, insomma è un'edizione davvero importante. Voi che cosa fate? Voi vi limitate un pochettino perché poi avete anche altre cose che disvelerete la prossima settimana. Sì, la nostra estate sarà essenzialmente sviluppata su Miramare, però non volevamo mancare come Teatro Rossetti, come Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, neppure alla rassegna del Comune a Trieste Estate. Ci fa molto piacere essere presenti e saremo presenti con una collaborazione con l'Associazione Internazionale dell'Operetta, che all'interno del Rossetti metterà in scena L'Acqua Cheta, una bellissima operetta italiana. Collaboreremo con la Società dei Concerti nell'ambito del loro festival Il Faro della Musica, questo a settembre, quindi ospitando un balletto accompagnato da musica di Chopin al pianoforte e partecipando con loro a degli appuntamenti con le nostre marionette di Podrecca, con della musica dal vivo. E saremo presenti sempre con le marionette di Podrecca in alcuni punti della città. Quindi la nostra presenza nell'ambito del Trieste Estate sarà questa. Poi appunto la prossima settimana, quindi noi non disveliamo niente, la prossima settimana vengono presentati altri due appuntamenti di un certo rilievo, uno dei quali è la presenza dello Stabile alla stagione estiva del Castello di Miramare. Esatto. Sì, Siete a posto con Shakespeare, non vi serve uno? Io mi sono proposto per recitare il sonetto 116 in lingua originale. Se serve... Possiamo provinarti molto volentieri. Ecco. C'è bisogno di provino. Questo, certo. Vabbè, comunque se serve io sono... Vabbè, non anticipiamo niente anche per correttezza, perché la prossima settimana comunque viene presentato. Il 24 sarà presentata la stagione, sì. Ok, allora facciamo vedere adesso, poi dopo continuiamo a parlare. Abbiamo il trailer dello spettacolo del recital, che tra l'altro poi assume un aspetto in più. È stato reso noto ieri che durante lo spettacolo verrà consegnato anche il premio Massimini a Luca Gaudiano, che è il vincitore di quest'anno, che è uno degli ospiti di Bradley, con il cognome non mi ricordo. Jaden. No, me lo scrivo perché se poi faccio anche brutta figura. Allora, che è uno degli ospiti e che appunto riceverà il premio Massimini. Vediamo il trailer dello spettacolo. Sì, non è il trailer dello spettacolo, qui vediamo Bradley interpretare il musical Les Misérables. Sì. Non è il trailer, ok, allora vediamo questo. Has a hold on me. Every word he says I believe. This is a tangled web he weaves. Where they go, I will learn their little secrets. One show. Avevi ragione tu, era il trailer dello spettacolo, perché il primo fotogramma mi ha ingannato.
ma ancora meglio perché effettivamente qui abbiamo sì. potuto vedere Bradley Jaden in alcune delle sue interpretazioni più importanti. Sottolineo che la sua presenza a Rossetti sabato è un po' il trait d'union tra quanto ha fatto Bradley a luglio con la sua magnifica interpretazione nel Phantom of the Opera, nel ruolo di Raoul, e quanto farà a novembre, dal 7, quando farà Javert nei Miserabili, a novembre, dal 7 all'11 novembre, sempre a Rossetti. Così Bradley Jaden quindi sarà il protagonista di 3 grandi prime per l'Italia e una addirittura in prima mondiale, perché ricordiamo che sabato il suo concerto sarà la prima volta che verrà rappresentato e andrà poi, dopo il Rossetti, dopo Trieste, in 3 città come Londra, New York e Budapest. Sarà a New York il 3 giugno, a Londra... Ottima data. Il 3 giugno, una buona data. Chissà perché. 10 giorni dopo sarà per 2 date a Londra e poi il 18 giugno sarà all'Isola Margherita per un grande concerto all'aperto, e i concerti di New York, Londra e Budapest sono già tutti esauriti. Esatto. Perché stiamo parlando anche di un nome importante per Broadway e per Hollywood. Un nome tra i più importanti del West End, un nome importante di Broadway sicuramente, e un grandissimo artista, ripeto, appunto protagonista della prima italiana del Phantom, sarà protagonista della prima italiana di Les Miserables e ci fa questo onore di aprire la sua tournée a Rossetti. Fra l'altro, per dire, nelle immagini è passato un fotogramma che lo ritrae in compagnia di Bernadette Peters. Credo che sia un omaggio a Steven Sondheim, che è andato in scena qualche mese fa. Bernadette Peters, diciamo così, è una delle star riconosciute di Broadway, alla stregua di come poteva essere Julie Andrews e anche della Streisand per certi aspetti. Quindi insomma, voglio dire, stiamo parlando di un artista assoluto. Poi ha questa capigliatura che a me dà un fastidio notevole, per ovvie ragioni, non è tanto una questione di... E tra l'altro abbiamo sentito anche la parte della colonna sonora delle Miserables. Ne abbiamo discusso più volte. Secondo me musicalmente Les Miserables è persino più potente del Fantasma dell'Opera, per come la vedo io. Ma direi che sono sicuramente 2 dei musical più belli mai scritti. Ecco, è molto difficile dire quale dei 2 è più bello, quale dei 2 è scritto meglio. Sono alcuni tra i titoli più importanti, più prestigiosi, sicuramente i più belli, più godibili che siano mai stati scritti nell'ambito del musical. Avremo la fortuna sabato così di poter mettere a confronto con la voce di Bradley alcuni dei brani tratti sia da Les Miserables che da Phantom, oltre che da alcuni altri grandissimi musical. So che lui delle Miserables esegue sicuramente Stars, che è il... Esattamente, non volevo svelare troppo, ma va bene, sì, dai, diciamolo, sicuramente Stars, Sotto le stelle del Rossetti ci starà benissimo. Fatta come brano. apposta ste cose, quindi, dite la verità. Quindi dai, diciamolo, eseguirà sicuramente Stars. Curioso che lui interpreti Javert, perché è molto giovane. Javert è un personaggio, insomma, anche dal punto di vista letterario, uno dei più complessi e dei più affascinanti che si possano incontrare, e anche musicalmente è altrettanto complesso, insomma. Certo, però questi grandi artisti hanno la capacità comunque di immedesimarsi nei ruoli in maniera molto molto convincente. Credo che l'ha già fatto, quindi... E poi avrà esordito come Marius, perché probabilmente c'è sempre quella... Certamente. E così racconto un'altra curiosità, appunto lui non sarà solo in questo show, ha chiamato questi 2 amici, questi 2 artisti di grande talento, si farà accompagnare da Lucy Jones e appunto l'abbiamo nominato prima da Luca Gaudiano. Ognuno di loro ha delle storie molto importanti alle spalle,
incominciando da Lucy e appunto parlando dei ruoli diversi che questi grandi artisti interpretano all'interno degli spettacoli. Lei è stata sia Cosette che Fantine nel West End per quanto riguarda Les Misérables, li ha interpretati tutte e due. Figlia, è stata Elphaba in Wicked, quindi ha avuto veramente dei ruoli fondamentali in musical di primissimo piano, in alcuni dei musical più importanti attualmente in scena nel West End. Ha un'altra particolarità, ha partecipato all'Eurovision Song Contest nel 2017 per quanto riguarda il Regno Unito, è una grandissima artista, ha fatto una bellissima carriera, sta facendo e avrà sicuramente una carriera di ancora maggiori soddisfazioni così a livello internazionale. Per noi è naturalmente un grandissimo piacere poterla ascoltare insieme a Bradley, insieme a Luca, a Rossetti. Lei non è mai stata a Rossetti, e invece chi è già stato a Rossetti con dei ruoli importanti è proprio Gaudiano. L'avevamo già ammirato in American Idiot alcuni anni fa, in Once era il protagonista, e Luca Gaudiano ha la particolarità di essere stato il primo italiano ad aver recitato e interpretato il ruolo del Phantom. L'ha fatto al Teatro degli Arcimboldi, quando in 2 giornate in cui Ramin Karimlo non aveva potuto interpretare il Phantom per un abbassamento di voce, e quindi Luca Gaudiano ha avuto un ruolo secondo me improbo anche da un punto di vista psicologico. Sì. Arrivano spettatori da tutto il mondo pronti ad ascoltare Ramin e tu c'hai il ruolo di non far rimpiangere Ramin. A me è capitato. E devo dire, io non c'ero a quelle 2 recite, mi hanno detto che Luca è stato bravissimo, quindi il premio Massimini che gli verrà attribuito, appunto, credo sia strameritato. Ricordiamo tra l'altro che Luca ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione giovani nel 2021 ed è recente vincitore anche di Tale Quale Show. Ma questo che dicevi, ci sono storie anche nella storia del teatro, quando per esempio Shirley MacLaine aveva debuttato come protagonista perché una sera la protagonista del musical The Pyjama Game stette male e lei era ragazza del coro, come si dice, però anche sua sostituta. Quella sera in platea c'era Gene Kelly e da lì è nata una delle più grandi stelle, insomma, del musical, dello spettacolo internazionale. Poi è vero però, perché in genere anche con una certa cattiveria, almeno i teatri inglesi comunicano le sostituzioni all'inizio dello spettacolo e c'è una voce che dice: nello spettacolo di questa sera, allora tutti quanti tutti trattengono, perché dice molte volte se viene a essere sostituito un ruolo secondario senti anche un sollievo, certo. un sollievo. Andrea Binetti mi ha raccontato che una volta lui era a New York per un musical dove c'era Angela Lansbury e all'inizio del musical era stato detto: stasera la signora Lansbury non può recitare, verrà sostituita. Invece poi misteriosamente questa si è ripresa è risorta e non è risorta. Del resto chi fermava Jessica Fletcher? E quindi sono momenti, sì, è parte anche della storia del teatro questo tipo di cose. Allora ricordatevi che l'appuntamento, chi volesse ancora acquistare i biglietti può, l'appuntamento è sabato, appunto dopodomani di 18 alle ore 21, se non mi sbaglio, perché sì, quasi sempre gli spettacoli, i recital e i musical vanno mezz'ora dopo, anche perché insomma... Sì, di solito recital e spettacoli di questo tipo iniziano alle 21, contrariamente alla normale programmazione che è alle 20:30. Allora, che cosa vi ha detto, che cosa vi sta dicendo questa stagione del Teatro Stabile, che ormai è, diciamo, alla conclusione e che credo archivierete come una delle più come dire, importanti degli ultimi anni, perché ci sono stati dei riscontri, logicamente, per quanto riguarda il Rossetti, però ci sono anche dei riscontri per quanto riguarda gli spettacoli prodotti dal Teatro Stabile che girano per l'Italia. La Coscienza di Zeno è andato come un caterpillar praticamente nei teatri italiani, ma è ripresa anche, credo, il Mercante di Venezia.
Allora, ti ringrazio di questa osservazione perché talvolta qua sul territorio si trascura tutta la parte che riguarda l'attività del teatro fuori casa, in trasferta, extramoenia. Esatto, noi facciamo un'attività in casa che è veramente clamorosa per quanto riguarda quantità e qualità, però abbiamo un'attività al di fuori di Trieste che è altrettanto efficace e prestigiosa. Oggi chiude a Milano, al Teatro Manzoni, la ripresa della tournée del Mercante di Venezia con Branciaroli, regia del nostro direttore Paolo Valerio, uno spettacolo che ci ha dato grandissime soddisfazioni, era stato lo spettacolo di apertura della scorsa stagione, è andato molto bene durante tutta la tournée della scorsa stagione, a grande richiesta ripreso in questa stagione qua, chiusura a Milano con 2 settimane al Manzoni, andate veramente molto bene con un teatro gremito, grande apprezzamento del pubblico, grande risonanza anche sui media e quindi chiudiamo veramente in bellezza anche la nostra attività di produzione al di fuori del Teatro Rossetti. Avevi citato prima Coscienza di Zeno, che è stato probabilmente il più bel successo nell'ambito della prosa del teatro italiano di questi anni, sia per la qualità dello spettacolo, in cui Paolo Valerio ha avuto secondo me delle idee veramente originali e definirei geniali per certi versi, così ha dato una sua interpretazione a questo capolavoro della letteratura triestina di cui abbiamo celebrato il centenario. E quindi anche quello, sempre a grande richiesta, anche questo spettacolo verrà ripreso nella prossima stagione. C'è tanta richiesta, non riusciremo ad accontentare le richieste di tutti i teatri in giro per l'Italia, perché poi la disponibilità degli attori non è infinita, chiaramente hanno tutti anche altri impegni, però la forza dimostrata da questo spettacolo, la bontà della compagnia, veramente uno spettacolo ben diretto ma anche molto ben recitato, hanno fatto sì che tramite un passaparola insistente così si sia diffusa nel mondo del teatro italiano la voce che sia uno spettacolo imperdibile, e lo è effettivamente. È veramente un bello spettacolo, insomma. Ecco, per quanto riguarda appunto quello che vi ha detto, diciamo, in loco la stagione, che cosa, perché immagino che poi una stagione venga appunto esaminata nella sua interezza, con quelli che possono essere le sensazioni e tutto quanto, ecco, insomma. Ci ha dato così delle indicazioni veramente molto interessanti, ci ha detto tante cose questa stagione. La prima cosa che ci ha detto, secondo me, è che Trieste è una città che continua ad avere fame di teatro, e quindi questa forse è l'annotazione più bella che si possa fare. È una fame che continua a crescere, noi cerchiamo così di spegnere questa fame ma anche di alimentarla nello stesso tempo, no? Quindi dare al nostro pubblico quello che si aspetta, e dando al nostro pubblico quello che si aspetta, poi il pubblico si aspetta sempre di più, quindi l'impegno si fa naturalmente sempre più difficile. Operiamo in un contesto che è veramente molto positivo, perché vediamo c'è lo spazio per la grandissima attività del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, ma c'è spazio anche per tutti gli altri teatri che ognuno con la propria specificità offre delle stagioni sicuramente all'altezza e molto godibili. Da parte nostra l'impegno è quello così di poter cercare di intercettare sempre di più, sempre meglio i gusti del pubblico. Stiamo riuscendo a farlo secondo me abbastanza bene, allargando proprio la platea dei fruitori, e così mi piace dire che un'osservazione forse un po' presuntuosa che faccio, ma credo non ci sia una persona che non possa trovare almeno uno spettacolo che non gli possa interessare nell'ambito della programmazione del Rossetti. Ma poi io ritengo anche che ci stiano anche all'interno di una stagione poi così vasta come quella del Rossetti, ci stiano anche, c'è anche uno spettacolo che non piace, se dopo tu torni a casa e ci pensi sopra, cioè ragioni sul perché lo spettacolo non ti è piaciuto, e magari anche parlando con altre persone
continui a parlarne, a perorare la tua causa o a perorare la causa dello spettacolo, cioè, significa che insomma, ci sono spettacoli che colpiscono in ogni caso, pure uno spettacolo, adesso è un concetto un po' difficile, mi rendo conto che sembra buttato così, però anche uno spettacolo che non piace, se ti fa parlare faccio un esempio di uno spettacolo che c'è già stato e che quindi la scorsa stagione. Io non ero rimasto del tutto soddisfatto, ma perché poi sono un cultore anche di determinate cose, della versione di Trappola per topi. Però, voglio dire, comunque ce l'ho sempre in mente. Allora, se hai sempre in mente uno spettacolo, pure se non ti è piaciuto, qualcosa ti ha lasciato. C'è un detto latino, probabilmente lo sbaglio, ma che dice nullum esset tam malum librum se non aliqua parte prodesset, quindi non esiste un libro così cattivo che non ci abbia al suo interno almeno una parte buona, quindi mutuando un po' questo detto sono d'accordo con te, e poi sai, lì siamo sempre nell'ambito, perlomeno molto spesso, nel mi piace, non mi piace, a me capita moltissimo, poi alla fine, sì. Molto spesso di parlare con delle persone autorizzate ad esprimere un giudizio su uno spettacolo, quindi persone che ne hanno visti tanti, che hanno acquisito una certa competenza, e magari con un gruppo di persone, ecco, quindi con un confronto a più voci, e molto difficile trovare nell'ambito, non so, di 10 persone un giudizio sempre uniforme. C'è sempre qualcuno che dice per fortuna a me non è piaciuto per niente, e altri che dicono per me è stato un capolavoro. Quindi forse anche questo è il bello, sì, no, del teatro, del confronto. E una delle cose che mi piace di più del nostro pubblico: ci sono dei gruppi che vengono a teatro assieme e che prima dello spettacolo si incontrano per prepararsi allo spettacolo, e dopo lo spettacolo si confrontano sullo spettacolo. E quindi così diventa un modo, secondo me, molto anche colto, mi permetto di dire, no, di affrontare di affrontare il teatro, perché c'è sempre poi una rielaborazione di quello che hai visto, un confronto, e sono convinto che quello che hai detto tu sia piuttosto vero, cioè può non essermi piaciuto lo spettacolo, ma magari qualcosa l'ho colto, magari qualcosa mi è rimasto, magari all'interno di una proposta articolata così posso aver apprezzato uno degli aspetti dello spettacolo. Può succedere anche che si apprezzi la recitazione di un attore ma che non ti sia piaciuto lo spettacolo, è una cosa piuttosto frequente questa. Sì, o anche il contrario. O tra l'altro, se vi serve un effetto speciale, se dovete fare Dracula, tipo con porte che cigolano, eccetera, venite da noi, registrate sta cosa che... tra le cose tra le tante proposte di quest'anno ho notato, ma poi può anche darsi che non ne circolino tanti, o che magari certi accordi non vengano conclusi, eccetera, però mi sembra che da un po' di tempo a questa parte ci siano meno spettacoli di, virgolette, quello che poteva sembrare nuovo circo, cioè spettacoli dove c'è una contaminazione importante di balletto, acrobazie, eccetera. Se non li ho persi io, perché potrebbe anche darsi che poi ne ho persi, ma mi pare che in questi anni un pochettino. Annualmente ne ospitiamo sempre almeno uno, sì. Ecco, quindi ce ne sono, selezioniamo le proposte, perché poi anche in quell'ambito lì è giusto selezionare, e cerchiamo sempre di selezionare il meglio per quanto riguarda il nostro pubblico. Ne esistono, ce ne sono, li abbiamo fatti anche così abbastanza di recente, e potrebbero essere fatti a breve anche in futuro. Questo è... C'è qualcosa dietro? No, così è una cosa che abbiamo sempre fatto e sempre proposto. No, io so per esempio che uno dei sogni di Stefano Curti, che in genere poi riesce a realizzare determinate cose, è avere James Thierry, che però insomma lì circolano anche, come dire, supporti scenografici piuttosto imponenti, importanti, ma insomma chissà che poi non... Ma un altro dei principi che ci sta guidando è quello di volare alto ma coi piedi per terra, e quindi
cercheremo di capire cosa si può fare, quando si può fare, e ripeto, l'impegno è sempre quello di cercare di portare il meglio. Bisogna ricordare anche, lo facciamo ogni volta, ma non per una sorta di captatio benevolenza, perché insomma non è nemmeno necessario, ma proprio perché deve passare anche il messaggio che quello che si vede in scena è la punta di diamante di un lavoro che è il lavoro dei tecnici dello stabile, che è preziosissimo, è un lavoro anche di chi sta, diciamo, negli uffici, perché insomma, e sono quelli che ricevono gli applausi per interposta persona, insomma, no? Perché c'è una scena molto bella in un bellissimo film di Christopher Nolan che si intitola The Prestige, dove, la faccio molto breve, per poter eseguire determinati numeri, un performer di fine 800 crea un proprio doppio, una serie di doppi alla fine, e poi sono i doppi che ricevono gli applausi e lui sta sotto il palcoscenico, una delle scene più belle e più toccanti che abbia mai visto, e lui ringrazia il pubblico che sopra applaude i suoi doppi. C'è tutto un lavoro dietro. Ecco. C'è un grandissimo lavoro dietro, c'è veramente un lavoro organizzativo, così, di contatti e tecnico molto molto impegnativo. Servono anche grandi competenze, perché all'interno del mondo del teatro è molto difficile improvvisarsi, anche nei ruoli tecnici come in quelli amministrativi. Ci sono tutta una serie di scadenze da seguire legate a bandi, a ministero, queste sono cose che a nemmeno, rendicontazione, quindi è un mondo che ha delle sue caratteristiche molto specifiche. Io dico sempre che comunque l'importante è guardare sempre avanti, alzare lo sguardo, guardare oltre, andare a cercare quelle che sono le migliori proposte, le migliori offerte, confrontarsi con chi è più grande di noi, più bravo di noi, più forte di noi, per cercare anche di imparare, ma questo a qualsiasi livello, dico dal punto di vista organizzativo, ma anche dal punto di vista tecnico, perché non si finisce mai di imparare, e anche noi, pur essendo ad altissimo livello, dobbiamo continuare a imparare e migliorare. Domanda da avvocato del diavolo, ma qui è anche per una questione di curiosità eventualmente. Che cosa non vi ha convinto di questa stagione? Non so se c'è qualche cosa a livello di un genere particolare, di uno spettacolo particolare, perché poi insomma, sappiamo anche che, come si diceva prima, sulla carta uno spettacolo che potrebbe funzionare, poi dopo per tutta una serie di ragioni non funziona tanto, dipende molto anche dal periodo in cui lo spettacolo, perché sono tutte delle dinamiche estremamente importanti. C'è qualche cosa che quest'anno non so, sulla quale avevate puntato di più, o magari qualche cosa che vi ha sorpreso per la risposta del pubblico, eccetera? Allora, ci sono, come giustamente hai osservato, sia spettacoli da cui magari ci si attendeva un po' meno e è andato di più, sia qualche spettacolo da cui ci si attendeva di più e magari hanno avuto un riscontro meno significativo. Uno per tutti, lo dico in negativo, ma non perché non fosse un bello spettacolo, perché evidentemente sì, il Marchese del Grillo, con un Max Giusti secondo me molto bravo, peraltro, è uno spettacolo che ha lasciato qualche perplessità nel nostro pubblico, ma nell'insieme comunque l'ho giudicato uno spettacolo decisamente positivo. E a me è piaciuto, se andiamo così, se rimaniamo nell'ambito del teatro musicale, mi è piaciuta la versione con Brachetti di Cabaret, così, che è stata veramente toccante, con un finale così che prendeva proprio la pancia a quel punto. Ma devo dire che tanti altri spettacoli, insomma, sono stati molto ben apprezzati, molto ben giudicati, però erano spettacoli che già sapevamo che dovevano essere così. Ecco, nel momento in cui parli di grandi attori, non so, parli di Umberto Orsini, per personaggi di genere. Ecco, tu hai citato, guarda, ti ringrazio che l'hai citato tu,
E Lavia è uno dei più grandi attori del teatro italiano, quindi ci aspettavamo sicuramente un grande spettacolo, è andato però addirittura oltre le mie più rose aspettative. Uno dei più belli è stato uno spettacolo spettacoli, stupendo. Sì. Stupendo. 3 ore e un quarto, se Sì, non ma mi sbaglio, che però se ricominciava... Ho sentito tutti quelli che l'hanno visto erano incantati così dalla bravura di quest'attore e dall'interpretazione che ne ha dato. Un bellissimo spettacolo. Allora, siamo già in chiusura. Allora, dunque, prossima settimana le anticipazioni, insomma, 2 appuntamenti piuttosto importanti. Alla fine di giugno, se non mi sbaglio, presenteremo la la presentazione della stagione. Quindi anticipando rispetto alla tradizione che l'abbiamo già spezzata l'anno scorso, sì, la tradizione, sì. perché già l'anno scorso abbiamo voluto presentare praticamente... L'altra volta l'avete fatto quando io ero in ferie, quindi stavolta invece... avevamo presentato già la stagione praticamente completa a giugno dell'anno scorso, quest'anno ripetiamo l'appuntamento, quindi a fine giugno presenteremo la stagione completa 2024-2025. Io so lo spettacolo che apre la prossima stagione, però non lo rivelo perché non è stato rivelato ancora ufficialmente, ma come il Presidente stesso mi ha suggerito di dire, è uno spettacolo che non farà brontolare nessuno. Speriamo. No, sicuramente. Allora, grazie a Francesco Grambassi per essere stato con noi, complimenti per questa stagione che, ripeto, va a chiudersi sabato con il recital di Bradley Jaden, stavolta l'ho detto perché me lo son scritto, e complimenti anche a tutto lo staff del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, e ringrazio anche, stavolta devo ringraziare anche l'ufficio stampa, che di solito io non ringrazio mai, e poi dopo Ilaria chiama ma ho fatto qualcosa che non ti è andata, invece stavolta la ringrazio, insomma, perché l'ufficio stampa... Beh, è una delle colonne, Ilaria Lucari, del Teatro Stabile. E quando l'ufficio stampa funziona bene, fa in modo che noi facciamo bene il nostro mestiere. Ed è una grande professionista sicuramente, sì. Ma sono tutti i grandi professionisti quelli che lavorano per il Rossetti. Mi fa piacere dire che, così cito anche Stefano Curti, che è un'altra delle super colonne del Rossetti, che prossima settimana sarà a New York, a New York per il primo incontro della League. Broadway League, quindi il Rossetti è il primo teatro italiano, la prima organizzazione italiana ad entrare in questa prestigiosissima Broadway League, e quindi anche per noi sarà una prima volta tra qualche giorno questa nostra presenza a New York. Tornano per un tempo per l'8 giugno, sì, ma questo è un altro discorso. Sì. Grazie a Francesco Grambassi, ancora buon lavoro. Dopo la pubblicità rimaniamo in ambito teatrale. Oggi è una puntata un po' particolare del giovedì perché ci occupiamo appunto di teatro e di spettacolo. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, continuiamo a parlare di spettacolo, lo facciamo assieme ad Aliki Pappas, che è la presidente della Trieste Musical Company. Sì, Trieste Musical Company. Della Trieste Musical Sì. Company. E lo facciamo anche insieme a Diletta Fagioni, che sarà la protagonista di uno spettacolo che domani inizierà una tournée in regione. Lo spettacolo si chiama La mia Berlino. È facile capire per chi ha una certa dimestichezza, quando si parla di musical, quando si parla di Berlino, il richiamo è a Cabaret, del quale fra l'altro abbiamo parlato anche poco prima. Allora, comincio da lei che è la prima volta, e quindi la metto subito a proprio agio. Allora, che hai visto, cioè, quando uno interpreta uno spettacolo che è ispirato ad un musical come Cabaret, che è ormai iconico grazie anche al film, anche se bisogna dire la verità, il film opera parecchi cambiamenti rispetto al musical, no? Quindi insomma il film è un riferimento più che altro iconografico, ma lo spettacolo è qualcosa di altro. Però insomma questi riferimenti li utilizzate in qualche modo, li vedete, cercate di non farvi influenzare minimamente da tutto ciò. Come vi comportate nei confronti proprio del riferimento, a maggior ragione quando è un riferimento pesante nel senso migliore del termine?
Ma allora, prendo un po' quella che è la mia esperienza personale teatrale, diciamo, perché ci pensavo pochi giorni fa che spesso mi è capitato di interpretare ruoli di persone che sono anche realmente esistite o si ispirano a persone realmente esistite, come può essere appunto il personaggio di Sally Bowles di Cabaret, perché Cabaret a sua volta è tratto dal romanzo di Isherwood. Goodbye to Berlin, quindi io ho letto i primi capitoli in realtà perché erano i più... Sì. Anche lì il musical è tratto dal romanzo, ma appunto non da tutto. Sì, è Sì, tutto insomma, sì. un po' un misciato. Bei casini, insomma, Sì, diciamo in esatto. francese. Quindi a me piace documentarmi, mi piace informarmi, però secondo me la bellezza del teatro è anche quella di fare proprio poi un personaggio, una storia. Ci sono poi testi che lo permettono e testi che lo permettono meno, perché magari c'è una descrizione di un personaggio che è più quadrata, c'è meno libertà, no? Però specialmente quest'anno che abbiamo anche avuto modo di fare una riscrittura, di fare un adattamento al cast, l'abbiamo reso un po' più nostro e credo che la bellezza poi sia appunto dare al personaggio qualcosa di proprio, ognuno insomma. Sì, esatto, insomma, almeno... Allora, intanto domani inizia una tournée, quindi insomma non è nemmeno... Come dire, le facce distese. Sì, e noi apposta vi chiamiamo il giorno siamo cattivi. È una grande sfida in realtà per la nostra associazione, è la prima volta che abbiamo questa opportunità di portare una nostra produzione ai teatri, ai palchi della regione, e quindi è una grande sfida per noi. Siamo contentissimi, eravamo al Miela l'anno scorso, eravamo al Teatro Basaglia quest'anno con questa nuova produzione e adesso la portiamo domani 17, quindi pure, tra l'altro. Esatto, al Teatro Comunale di Cormons alle 8:30. E seguirà poi un altro spettacolo a Palmanova, nel Teatro Modena di Palmanova, poi a Lignano al Cine City e poi torneremo a casa a Trieste per Trieste Estate in Piazza Anche Verdi. voi siete a Trieste? Sì. Ah, ecco. Non potevamo mancare. Piazza Verdi tra l'altro. Sì. Piazza Verdi. Sì, perché quest'anno torna Piazza Verdi anche all'interno di Trieste Estate. Che lavoro avete fatto appunto sul materiale primigenio? Allora, è un riarrangiamento del musical Cabaret famosissimo con Liza Minnelli. Ritroverete delle musiche indimenticabili come Cabaret, Willkommen, però ci sono dei personaggi nuovi, pensati anche rispetto al cast che abbiamo, che è cambiato un po' rispetto alla versione che avevamo presentato al Miela l'anno scorso. Ci sarà per esempio un personaggio nuovo che è un arlecchino, un po' uno specchio del MC, non vi dico di più su questo personaggio, però molto interessante, e abbiamo cercato appunto di portare una dimensione, una lettura diversa del copione. È una versione molto dinamica, fresca, è un cast secondo me appassionante, appassionato, che porta di talento, che porta tantissimo. Sono 2 ore praticamente di musica cantata dal vivo, tra l'altro, perché siamo accompagnati da 6 musicisti del TMC Ensemble che suonano incredibilmente bene, e quindi saranno 2 ore di musica dal vivo che passano estremamente veloce. E quindi cosa posso dire altro? Sì, è una riscrittura, Ecco, riarrangiamento, sì. I testi delle canzoni sono in italiano? Come vi siete mossi? Perché questo è un altro, come dire, tasto dolente. Sì. È un tasto che deve essere schiacciato, insomma, in ogni Sì, è caso. vero. Come vi siete mossi in tal senso? Allora, dall'inizio di questa associazione avevamo preso un po' questa linea, diciamo, di dire che volevamo mantenere i testi delle canzoni in inglese originale e avere il testo della recitazione in italiano. Noi però abbiamo sempre sul nostro sito un collegamento a un sito web nel quale gli spettatori si possono scaricare i testi delle canzoni, quindi possono anche in diretta vedere. Una sorta di
di traduzione simultanea. Esatto, insomma, possono sì. vederlo e accompagnare, diciamo, anche la visione dello spettacolo, anche se secondo me una volta che uno è preso dallo spettacolo è difficile seguire anche le parole, piuttosto veramente uno si lascia trascinare dalla musica, le coreografie. I brani sono poi non so se è possibile, che i brani sono quelli di Cabaret, avete aggiunto degli altri tratti da come vi siete mossi in... Ci sono anche certi pezzi nostri, sono riarrangiamenti fatti dal nostro direttore musicale maestro Davide Coppola, che dall'inizio era una volta venuto anche, se non mi sbaglio. Mi pare di sì. Penso di no, penso che la volta scorsa era Michele Amodeo, che è il nostro regista, che pure ha messo appunto la mano sul coppione e ha provveduto appunto a tanti riarrangiamenti molto interessanti di questo coppione. Davide Coppola invece è il nostro direttore musicale dal 2018 e quindi fa lui tutti i riarrangiamenti per i 6 musicisti del TMC Ensemble. C'è Maybe This Time? O l'avete... C'è. A me è un brano che piace. No, io amo Maybe This Time, credo sia... No, è la mia preferita. Cioè, È proprio... un bellissimo. Nemmeno Sinatra riesce a rovinarlo, perché Sinatra delle volte quando si metteva... è un brano... Credo sia un brano, oltretutto, se non mi sbaglio, scritto per il film, o comunque aggiunto, non è difatti molti... Non è nella prima versione. Difatti quelli più, come dire, quelli più ligi, quelli più rispettosi, in genere lo tralasciano, perché non appare e logicamente non ha vinto l'Oscar come miglior canzone, perché succede sempre così. Tu però non ti chiami Sally Bowles, ti chiami Ruby Quinn. Sì. Perché? E diciamo che atteniamoci a quello che si può raccontare. Sì, diciamo che quando a inizio anno, insomma, è stato deciso di fare una riscrittura, siamo partiti proprio dai personaggi, anche un po' per noi attori, credo, per staccarci anche da quella che era la versione dell'anno scorso e iniziare un po' con non dico un foglio bianco, però... Rispetto a tabula rasa, insomma, E abbiamo anche, sono cambiati alcuni dettagli dei personaggi, quindi ci è sembrato giusto anche cambiare i nomi. Sì. Okay. Tra l'altro, ricordatevi, per chi non lo ricorda, Cabaret, io devo rivedere il film da parecchio tempo, per dire, un po' da tempo, credo sia anni che non lo vedo. Comunque è un musical che inquadra molto bene il concetto statunitense, se vogliamo, anche di musical, no? Cioè è un musical che ha dei numeri molto divertenti, Money è divertente, se vogliamo anche Mein Herr, però c'è un significato sotto molto, molto importante e molto pesante nel senso buono del termine, no? Ci sono dei temi, i temi trattati, diciamo, in questo musical sono vari, sono anche molto importanti. Partiamo anche banalmente dall'amore, della libertà di espressione, ma anche della diversità, dell'inclusione, e tutto questo sullo sfondo comunque a livello proprio politico di una Germania, Berlino, proprio alla vigilia, diciamo, dell'ascesa da una data, cos'è, il 32? 31 dicembre del 1929. Ah, quindi un po' prima Esatto. Sì, però i prodromi erano già ben esatto, presenti. sì. Quindi diciamo che secondo me è anche molto importante ogni tanto ricordare anche questi momenti, siamo in periodi, secondo me, molto attuale di parlare di queste cose, purtroppo, senza voler fare nessun riferimento politico in questo momento, però secondo me è buono di parlare e dimostrare come sia importante, che a volte ci rendiamo conto, appunto, quando siamo privati di questi diritti, quanto sono importanti, no? Quindi penso che anche lì è un spettacolo che fa riflettere. Musicalmente è importante? Cioè è importante, chiedo, è impegnativo? Allora, io rispondo sempre dal mio punto di vista, sì. Una cosa che mi dà un po' fastidio è il fatto che, io mi riferisco sempre a Sally Bowles perché magari nell'immaginario comune il personaggio è quello,
e viene spesso definita magari superficiale, piatta, molto infantile, e invece secondo me ha una profondità che magari giustamente chi non ha il materiale sotto mano, chi non ci lavora, a primo impatto non esce, coglie, insomma, esatto. Però appunto canzoni come Mein Herr, Don't Tell Mama, Maybe This Time, che è molto molto introspettiva, e poi vabbè arriviamo al culmine di Cabaret. Però ecco, chiedo che ti interrompo, perché qui è anche vero questo, no? Che ci sono degli spettacoli dove ci sono dei momenti più iconici degli altri. Quando per esempio quando uno fa l'Amleto, mi ricordo con chi ho parlato, qualcuno diceva si potrebbe mettere dall'inizio essere o non essere, così ce lo togliamo dalle scatole, non abbiamo il problema, eccetera. Però è logico che la gente, il pubblico, quello aspetta, eccetera. Qui tra l'altro, se non mi sbaglio, adesso ripeto, è un film che non vedo da parecchio tempo, viene verso la fine Cabaret, sì, il numero Cabaret, sì, no? Sì, Quindi... Cabaret nei musical è proprio magari uno degli esempi più lampanti dei cosiddetti 11 o'clock number, che no? Ah, 11 o'clock, cioè che arrivano alla fine, che arrivano alle 11, che sono un po' il momento in cui non conoscevo questa definizione. 11 o'clock number, sì, perché adesso, oddio, non mi ricordo esattamente, ma una volta gli spettacoli di Broadway iniziavano a una certa ora, quindi si arrivava solitamente intorno alle 11, che c'era proprio il momento in cui uno dei personaggi principali aveva proprio il momento di realizzazione, no? L'epifania. No, questa è bella come... È proprio una categoria di canzoni, Cabaret è proprio una di... rientra in questo. Ecco, però in quel momento là dici, qui la gente, è come Memory in Cats o, esatto, o altre cose, no? Insomma, quindi... E come la si affronta? Bevendo tanta acqua. Bevendo tanta acqua. Può portare ad altri problemi, insomma. Vabbè, chi è giovane no, insomma. Bevendo tanta acqua. Allora, io adoro cantare Cabaret perché è liberatorio, è proprio il culmine, no, di tutto il... capisco. Tutto il percorso che fa il personaggio all'interno della storia. E mi collego a quello che dicevamo prima delle canzoni in inglese. Io spero ovviamente, ma grazie anche all'aiuto di Davide, di aver fatto un lavoro di interpretazione, perché c'è proprio uno storytelling all'interno della canzone, perché parte come un'esibizione, no? All'interno del nightclub, però poi c'è tutta questa... Io non so se faccio spoiler dicendo queste cose, ma non lo so. Non è un problema. Proprio una vera e propria crisi, no? Come definirlo? Sì, no, è tutto anche un flusso di coscienza, cioè non è semplicemente una canzoncina. Ecco, no, esatto. No. Però diciamo che ogni pezzo, ogni canzone anche ci porta verso quella di Cabaret, quindi anche lo spettatore in realtà non è che si annoia e arriva e aspetta la canzone di Cabaret, in realtà è un spettacolo che secondo me è ha talmente tanta energia e poesia, talmente vivo, che lo spettatore è preso dal momento 1 che si apre il sipario fino a Cabaret, fino alla fine. No, anche perché magari appunto uno conosce o può ricordare vagamente i momenti più iconici, però ci sono tanti piccoli momenti, anche magari alcune storie, non voglio neanche chiamarle secondarie perché non mi piace molto come termine, però ci sono tanti altri personaggi all'interno dello spettacolo che comunque contribuiscono a renderlo unico, coinvolgente, perché io ho sentito tanti anche i miei coetanei che mi hanno detto non ho distolto lo sguardo un attimo, proprio perché l'energia è sempre molto alta. Prima che ci dimentichiamo, perché poi dopo se io vado avanti può essere che mi venga in mente qualcosa, chi sono gli altri in scena? Allora, il cast sono 14 performer. Accidenti, non vorrei sbagliare perché... no, dicevo, tanti altri personaggi. Sono 14 performer più 6 musicisti dal vivo. Quindi di questi tempi è comunque è anche un lavoro di coordinazione enorme, che questo, secondo me, anche per quello vale la pena venire a trovarci. E quindi la nostra
Stare, Diletta No, Fagioni, non che piace chiamarmi dire così. stare, è bello anche. Co-starring con Mattias Ferk. Abbiamo come MC e quindi Master of Ceremonies il nostro regista Michele Amodeo. Ah, guarda. Quest'anno, Duplice questa è una ruolo. novità, che ha dovuto fare il doppio cappello e quindi cappello perché è un lavoro molto molto difficile. Poi dico i nomi senza Senza sì. senza dire neanche tutti i nuovi nomi che ci sono, intendo dire degli interpreti. Sì. Allora, abbiamo Elisabetta Cancelli, Deborah Manna, Raffaele Tarditi, Ludovica Buri, Matteo Ribolli, Fabia Pirota, Riccardo Della Mora, Sofia Mangraviti, Joshua Ere, Ilaria Marzole e Caterina Stocca. Abbiamo detti tutti qua. Sai anche il nome dei musicisti? Diciamo anche loro perché insomma, assolutamente giustamente... sì. Andrea Corazza al clarinetto, Riccardo Pitacco al trombone, Carolina Perez Tedesco che è la prima tastiera, Kevin Cook al basso, Camilla Coletta alla batteria e Davide Coppola che è la seconda tastiera nonché il nostro direttore. Ah, esatto. quindi avete anche il regista insomma... Sia il regista che il direttore È musicale. vero, il in regista e il scena. direttore musicale Anche proprio perché là. poi i musicisti saranno con noi sul palco, Sì. quindi... Quindi non si sfugge, insomma. No, però è un'emozione, no? Secondo me, vedere anche, Sono oltre a anche- sentire la musica dal vivo, che Beh, sì, no, è oggettivamente quello. però molto anche spesso... vederli suonare, visto che hanno anche alcuni Vederli momenti suonare, ma c'è loro. anche proprio un'intesa tra i musicisti e gli attori, secondo me. C'è proprio questo feeling tra di loro, tanti scherzi anche a volte tra il direttore musicale e gli attori e quindi no, questo lo rende particolarmente divertente. Abbiamo ancora 4 minuti, però consideriamo 3 perché sennò... quando nasce Trieste Musical Company e perché nasce? Allora, Trieste Musical Company nasce in 2018, sono praticamente quando sono arrivata a Trieste, e nasce dalla volontà di creare un gruppo semiprofessionale che possa creare una produzione di musical in questa città. Quando sono arrivata qua non c'era e ancora oggi è il primo e unico gruppo in realtà di teatro musical a livello semiprofessionale che fa una produzione intera, un spettacolo intero di musical e lo porta sui palchi della città. Questa volta, grande sfida, lo portiamo anche in regione. E è stata costituita questa associazione dall'inizio con Davide Coppola, Carolina Perez Tedesco, e poi si sono aggiunte altre persone dentro del nucleo direttivo, diciamo, tra le quali anche Diletta Fagioni, Ludovica Buri, Michele Amodeo e Giulia Cecchet che si occupa anche delle coreografie di questo musical. E quindi sì, ormai sono un paio di anni che siamo... Adesso se vuoi, perché poi insomma Sì. non si dovrebbe nemmeno chiedere, però insomma prossima roba, prossima cosa, dove andate a guardare? Se puoi dirlo, perché non poi... posso dire, ci stiamo lavorando a scrivere il nostro proprio musical, questo è il next step. ok. Però non posso ancora... No, rimaniamo su questo. Invece abbiamo tempo un po' per le domande un po' così, anche sciocchine, ma che insomma poi del resto non posso anche non esserlo. C'è un musical che ti piace più degli altri o anche potrebbe anche darsi, perché poi delle volte sono belle anche queste domande, uno che ti piace meno di altri, perché qualcuno potrebbe anche dire, boh, questo è celebrato, sì, però a me non piace, cioè, può essere? Allora, io amo il musical She Loves Me, sono così contenta di poterlo dire anche, perché non lo conosce quasi nessuno. Ah, difatti, sì, questo è nuovo. Neanche tanto. No, okay. non è nuovo, però non è famosissimo, non è conosciutissimo, è un musical un po' più intimo, un po' più classico, diciamo, okay, come okay. anche stile, come registro, è un po' molto romantico, anzi. Oddio, musical che mi piacciono meno... Oddio, ammetto di aver cominciato a guardare Hamilton e di non averlo mai finito, però non posso dire, ero poco concentrata, non posso dire che non mi piace. L'hai visto per TV? Cioè sì, l'ho guardato da sola sì, sul computer, sì, no? Insomma, sul computer? No, vabbè. sì, perché così... È su Disney Channel. Per sì, cui, no, ovviamente per con qualcuno... l'abbonamento, assolutamente. No, ma dicevo, se qualcuno forse avesse Disney Channel c'è anche questo. Tu invece, rapidamente, perché abbiamo meno di un minuto, c'è un musical che ti piace di più e uno che
per un certo... Musical preferito, probabilmente quello che ho visto prima quando ero bambina, è Singing in the Rain, che ancora rimane il mio nel cuore. E che mi piace meno, in realtà sono sempre aperta a conoscere questi nuovi musical di questa nuova generazione, ma sento che ne sono un po' lontana, sono un po' più classica nel mio, e quindi non è per criticare appunto il genere. Ho visto recentemente anche Six, le mogli di Enricotto al Rossetti. Devo dire, mi rendevo conto che hanno fatto un lavorone, però non mi coinvolge così tanto come Singing in the Rain. Grazie allora ad Ali Kipappa e a Diletta Fagioni, buon lavoro, mi raccomando. Ringraziare, magari approfittare un millisecondo, solo ringraziare appunto l'Associazione Internazionale dell'Operetta, come no. Che anche quest'anno ci aiuta con la produzione di questo musical, e anche Raffaella Rita Ferrari, che si occupa, diciamo, della parte manageriale di questo progetto. Grazie. Ci vediamo domani alle 18, arrivederci, buona serata.